buonasera a tutti e benvenuti a Dreams e Visions in Venezia, rassegna d'arte contemporanea che quest'anno vede la Scoletta di San Zaccaria come spazio espositivo. Dunque è un spazio molto di prestigio questo qua, che diversi artisti vorrebbero esporre, però ci sono delle difficoltà proprio per portare i quadri un po' di tempo in questa parte. Venezia è fatta così. Un saluto anche al nostro amico gallerista Giorgio Fabiani, storico gallerista veneziano, già curatore della San Vidal, che ormai da anni propone artisti di varie tendenze tecniche, e l'amico Giorgio Pilla, critico d'arte e giornalista, che vi farà una carrellata dei vostri quadri soffermandosi per ogni autore. Quindi, signori, Giorgio Pilla. Grazie. Bene, benvenuti a tutti, in particolare agli artisti ovviamente che hanno in questo momento un posto di prestigio nel nostro cuore. Siete venuti a Venezia, ci avete portato le vostre opere, che significa che i vostri sogni e le vostre visioni, come recita il titolo, si sono trasportati assieme a voi nei nostri spazi. Diego Valentinucci, attenzione, perché io lo considero il milieu, la strada tra il passato, il presente ed il futuro. Basta guardare i suoi quadri, basta vedere come dipinge. Lui è un surrealista puro, non si scappa. Il surrealismo, cioè il reale che va al di sopra, fa parte del suo DNA. Usa sempre colori sobri, non va mai oltre le righe cromaticamente, ed il segno è perfetto, una grafia che si fa notare per la precisione, per la qualità, per la bellezza anche. In arte parlare di bellezza è sempre soggettivo, attenzione, che quello che piace a me può non piacere a nessuno di voi, però in certi momenti bisogna usare o il sostantivo o l'aggettivo. Anche nel quadro che ho di fronte, vedete, c'è questa bocca dalla quale nascono dei rossetti e poi si palesa la donna, la femmina, della quale andiamo a cercare questi dettagli. Al di sopra di tutto ci sono dei numeri. Voi direte sarebbe bene giocarli all'otto, perché con molta probabilità potrebbero uscire e farci prendere qualche soldino, qualche euro. Ma a parte gli scherzi, di cui ogni tanto mi permetto di entrare, è veramente una pittura di una pulizia assoluta, una pulizia che prevede che non ci siano orbelli, perché potrebbe sembrare qualche volta che i sentimenti insiti in quadri come questo fossero troppo andati al di là. Non è vero, sono ben raccolti come in una cesta piena di uova, fragili ma deliziose. Bisogna assaggiarle per riuscire a capire quanto sono buone. Complimenti.